da Sicilia 24, questi i titoli del nostro telegiornale. Tragedia sfiorata alla Timpa di Acireale, un masso si è staccato dal costone roccioso distruggendo una tettoia e un'auto, nessun ferito, la strada chiusa e il sopralluogo della protezione civile previsto per domani. Catania ha arrestato Giuseppe Sciacca, 47 anni, noto come Bombarolo, esponente dell'anarchismo insurrezionalista. Deve scontare 4 anni e 5 mesi per reati legati a esplosivi nell'ambito dell'operazione Scintilla nel 2019. Catania, Vaccarizzo, abitazioni senza acqua, strade invase da spazzatura, esasperano i residenti che denunciano l'assenza delle istituzioni. Regione, subito 2 nuovi assessori in giunta e altri cambi dopo aprile. Messina e Abate tra i nomi in corsa per la DC. A Raffadali, nell'Agrigentino, la comunità ricorda il femminicidio di Antonella Ferro, uccisa 26 anni fa, messa fiaccolata in installazione simbolica contro la violenza sulle donne. Il calcio, prima di William Viali sulla panchina del Catania, questa sera al Massimino arriva il Casarano per un match chiave. I rossazzurri puntano a difendere il secondo posto, appuntamento con diretta stadio su Telecolor alle 20. Serie B, il Palermo ricarica le energie nella sosta di campionato per gli impegni della nazionale. Alla ripresa i rosanero affronteranno l'Avellino al Barbera. Apriamo il nostro telegiornale con la tragedia sfiorata a Santa Maria la Scala, la frazione di Acireale, dove un enorme masso si è staccato dal costone roccioso della Timpa, finendo su un terrazzamento e distruggendo una tettoia e un'auto. È andata per noi sul posto la nostra Eva Spampinato. C'è stato un boato abbastanza forte. Un boato, non voleva un terremoto veramente. E invece era la pietra che rotolava. Momenti di terrore e panico a Santa Maria la Scala, frazione di Acireale. Ieri pomeriggio un enorme masso si è staccato dal costone roccioso. Il masso si è fermato pochi metri prima della tragedia. Sì, purtroppo questa è la realtà. Si è fermata a pochi metri, diciamo. Un rimbalzo in più e sarebbe finito sulla strada, su quelle auto posteggiate, sul tetto di quella casa. Davvero una tragedia sfiorata. Per fortuna l'enorme masso si è fermato su questo terrazzamento, distruggendo una tettoia e un'auto, ma per fortuna in quel momento non c'era nessuno. Qui un abitante della zona coltiva i suoi agrumi. Rubavo 1, 2, 3 e poi si fermava. Per farvi rendere conto di quanto sia arrivato vicino il masso alle abitazioni, entriamo in una casa, qui siamo nel corridoio di una villetta. Ieri pomeriggio il panico, il masso è proprio lì vicino. Qui le case sono costruite praticamente sotto la riserva naturale, che da sempre è sorvegliata speciale. Per noi è naturale vivere qui, cioè non ci facciamo caso che siamo sotto la Timpa. Succedono queste cose ovviamente. Un po' di paura c'è, sì. Ma proprio questa zona della Timpa non è recintata. In questa parte no, a qualche, credo anche meno di 100 metri ci sono dei cavi che tengono, diciamo, in sicurezza la parete. Il comune di Acireale ha disposto la chiusura al transito del tratto di strada interessato e ha inoltrato una richiesta urgente al Dipartimento regionale della Protezione Civile per un sopralluogo tecnico che avverrà però solo domani mattina. Adesso andiamo alla situazione di Niscemi. La frana è stabile, lo ha ribadito al prefetto il capo della Protezione Civile Nazionale e commissario straordinario siciliano nel corso del vertice per la messa in sicurezza. Va avanti così il rientro di tante famiglie sfollate, ma tra zona rossa, tubature danneggiate e un'inchiesta aperta, la situazione resta sotto osservazione. Gerry Italia. La frana si è fermata, ma Niscemi resta un territorio fragile. Secondo il capo della Protezione Civile Nazionale e commissario straordinario Fabio Ciciliano, le abitazioni oltre i 100 metri dal ciglio possono essere considerate sicure. Lo ha ribadito al prefetto nel corso del vertice per la messa in sicurezza. Per molte famiglie evacuate a fine febbraio continua così il lento rientro nelle proprie case. Resta ancora una linea di confine precisa. Sotto i 100 metri rimane zona rossa. Le abitazioni più vicine al fronte della frana saranno demolite secondo un piano in fase di definizione. Il movimento di terra
oltre 5.000 metri cubi scivolati verso la piana di Gela è al momento fermo, ma il versante non è ancora stabilizzato. Per questo il governo ha stanziato 150 milioni di euro, metà per opere di prevenzione idraulica, metà per demolizioni e ricollocazioni. Il nodo principale resta la gestione dell'acqua. Gli interventi punteranno a ridurre l'accumulo nel piede della frana attraverso drenaggi e opere di ingegneria idraulica, ma è proprio l'acqua al centro delle criticità emerse sul territorio. In Via Verdi, uno degli scavi effettuati per l'emergenza ha evidenziato il deterioramento delle condutture idriche, con perdite durante la distribuzione. Una situazione segnalata più volte dai residenti e che ha contribuito a indebolire ulteriormente il terreno. Le piogge delle ultime settimane hanno aggravato il quadro. La condotta è stata riparata lo scorso 22 marzo, ma il monitoraggio resta costante. In città sono attivi circa 40 cantieri. I cittadini chiedono interventi chiari e definitivi per garantire sicurezza e serenità. L'auspicio è che possano essere completati nel più breve tempo possibile, dando priorità alla tutela delle persone. Intanto la Procura di Gela continua a indagare per disastro colposo, tra gli atti anche i progetti di consolidamento mai realizzati dopo la frana del 1997. A Catania un 35enne nigeriano senza fissa dimora è stato ferito la notte scorsa con un colpo d'arma da fuoco a una gamba. La sparatoria è avvenuta poco prima delle 2 nella centrale via Vittorio Emanuele. L'uomo ha raccontato ai carabinieri della compagnia di Piazza Dante che stava dormendo in piazza Machiavelli quando un gruppetto di persone gli si è avvicinato e gli ha rubato il cellulare. L'uomo li ha rincorsi, ma i ladri gli hanno sparato. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro, il nigeriano non è in pericolo di vita e sulla sparatoria stanno indagando i carabinieri. Intanto si alza l'attenzione su possibili attentati terroristici di stampo anarchico dopo la morte a Roma di 2 militanti e in vista delle udienze di maggio del 41 bis di Alfredo Cospito. A Catania è stato arrestato Giuseppe Sciacca, un militante di lungo corso soprannominato il Bombarolo. Adelaide Barbagallo. Negli ambienti anarchici è conosciuto con il soprannome di Bombarolo. Arrestato a Catania Giuseppe Sciacca, l'anarchico di 47 anni è considerato un esponente di spicco dell'anarchismo insurrezionalista italiano e internazionale. Deve scontare una condanna definitiva a 4 anni e 5 mesi di reclusione emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino per reati legati alla fabbricazione, detenzione e porto di materiale esplosivo nell'ambito dell'operazione Scintilla del 2019. Tra le sue azioni nel 2004 il lancio di bottiglie incendiarie contro la stazione dei carabinieri di Piazza Dante a Catania. Molti gli episodi che lo collocano a Trento, Parma, ma anche all'estero tra Spagna e Francia. Da Roma si stava trasferendo a Catania. Nella serata di sabato la Digos di Catania, avendo avuto notizia che l'anarchico stesse viaggiando da Roma verso la Sicilia, ha attivato una minuziosa attività info-investigativa di monitoraggio di tutti i luoghi che lo stesso era solito frequentare a Catania, e allo scopo proprio di poterlo rintracciare e dare esecuzione al provvedimento della Procura Generale di Torino. E così è stato. Un arresto che arriva dopo la morte a Roma dei 2 anarchici che forse preparavano un ordigno. Gli investigatori monitorano una fase considerata delicata. A maggio è anche atteso un nuovo passaggio sul 41 bis per Alfredo Cospito, considerato un punto di riferimento simbolico per gli anarchici. Ad Acireale, nel Catanese, un 39enne di Aci Catena è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato in strada un 38enne al culmine di una violenta lite per gelosia. La vittima è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Cannizzaro, mentre l'uomo è stato rintracciato poco dopo e arrestato. Non siamo numeri. Dopo la manifestazione di sabato continua la protesta dei lavoratori dell'italo-belga Mondello. Domani il TAR si esprimerà sul ricorso dell'azienda contro la revoca della concessione della spiaggia. Oggi a Buongiorno Sicilia, su Antenna Sicilia, abbiamo incontrato alcuni lavoratori che rischiano il posto di lavoro. Marco Gullà. Dopo la manifestazione di sabato scorso, i lavoratori dell'italo-belga di Mondello attendono con ansia la decisione del TAR sul ricorso presentato dall'azienda in merito alla revoca della concessione di parte della spiaggia. Vogliamo solo lavorare, continuano a ribadire gli oltre 200 dipendenti, molti di loro stagionali. Se domani il TAR dovesse confermare la decisione della regione siciliana che ha revocato la concessione per la gestione del litorale di Mondello, molti lavoratori non vedranno rinnovato il contratto a tempo determinato. Questa mattina, nel corso di Buongiorno Sicilia, abbiamo incontrato alcuni di loro. La paura è proprio questa, che alla vigilia della stagione molti contratti non saranno stipulati e le famiglie rimarranno senza lavoro. Famiglie che io ho colleghi anche accanto a me, c'ho Mauro,
che è un lavoratore stagionale da più di 20 anni. Io ho 2 figli e se veramente non dovesse essere così, dove il TAR potrebbe sospendere la revoca della concessione, sarebbe veramente un grosso problema. La Procura di Palermo ha chiesto 2 anni e 6 mesi per Marcella Cannariato, imprenditrice ed ex moglie del patron di Sicily by Car Dragotto. È accusata di avere assunto a tempo determinato e avere pagato l'alloggio al nipote dell'assessore al turismo Elvira Amata in cambio di un finanziamento di 30.000 euro alla Fondazione Belisario, di cui all'epoca era rappresentante in Sicilia. Lo ricordiamo, nel provvedimento è coinvolta anche la Amata. Per entrambe la decisione è attesa il 20 di aprile. Adesso ci spostiamo a Vaccarizzo, a Catania, dove decine di famiglie sono senza acqua da oltre 2 settimane. In compenso sono pieni di spazzature e invasi dai topi. Tonino De Mana. No, non siamo abbandonati, cioè proprio qua non esistiamo proprio. Abbandonati con decine di abitazioni senza acqua, sommersi di spazzatura, di erbacce incolte e con le strade che somigliano sempre più a mulattiere. A Catania, nei rioni di Vaccarizzo, un problema tira l'altro ed esaspera i residenti che non sanno più a chi rivolgersi. Questa signora è senza acqua da oltre 2 settimane. Sigilli che ci hanno messo con bollette pagate e abbiamo anche le prove, quindi non sappiamo più cosa fare veramente, perché su 15 giorni senza acqua ce l'hanno lasciato un giorno. Cosa si fa in un giorno? Nulla. Rubinetti a secco e spazzatura che trabocca su strade, piazzole o quel che rimane, visto che per raccogliere l'immondizia vengono spesso utilizzati mezzi meccanici che danneggiano tutto. Proliferano insetti di ogni tipo e banchettano, si fa per dire, anche giganteschi topi. Grazie a questa spazzatura abbiamo topi che sono giganteschi, non sono topi normali. Non distante da Via della Menta manca di tutto. Da queste parti è problematico persino prendere un autobus. Quando prendiamo l'autobus, questa è la fermata in teoria. In pratica, al momento di scendere dall'autobus, gli autisti tirano dritto, soprattutto se sono autisti nuovi. Anche perché manca una pensilina. Esatto, non abbiamo pensiline, siamo letteralmente ad aspettare l'autobus sul ciglio della strada, che è anche una strada molto ristretta. Non se la passa meglio chi viaggia in auto, questo è uno dei pericoli per immettersi sulla strada principale. Non puliscono i canali, quindi non tagliano l'erba, spesso e volentieri nelle traverse della pianura, essendo che non c'è visuale, succedono degli incidenti, quindi si consiglierebbe anche di mettere uno specchio parabolico. I residenti lamentano la lontananza delle istituzioni, in primis del comune di Catania. Restiamo a Catania, sigilli posti a una discarica abusiva a ridosso di Viale Tirreno, che vi avevamo mostrato in un recente servizio denuncia. L'area ricoperta di scarti edili, plastica, sanitaria in disuso, mobili, mattoni, carte e documenti di vario tipo è stata sequestrata dalla Polizia Municipale. Sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili. È stata anche ricollocata la sbarra metallica per evitare ulteriori accumuli di rifiuti. Adesso andiamo alla politica regionale. Nei prossimi giorni il governatore Schifani potrebbe infatti nominare 2 nuovi assessori per coprire le caselle attualmente vuote, ma per la rotazione delle deleghe bisognerà aspettare ancora, al momento fino alla fine di aprile. Ma ci dice tutto Maglio Viola. Non un vero e proprio rimpasto, ma un intervento sulla giunta regionale di governo in 2 tempi. Prima la nomina di 2 assessori per coprire le caselle vacanti, quelle che furono della DC, poi la sostituzione di altre pedine a fine aprile, oppure dopo le amministrative. Passato il referendum, dunque la DC spera di tornare in sella, almeno con un assessore. Per la verità il presidente Schifani ci ha informato che da qui a breve dovrà definire ovviamente questa problematica, quindi riteniamo che nel giro di qualche settimana si possa definire. I nomi sono proprio quello di Messina e poi quello di Ignazio Abbate. L'altra casella andrebbe invece al Movimento per l'Autonomia. Non sarà Antonio Scavone però, perché MPA dovrà indicare una donna. 2 i nomi in pista, Valeria Caci e Vera Greco. Caci, attuale assessore ai servizi sociali a Gela, sarebbe la più quotata. Greco invece, ex sovrintendente ai beni culturali, sarebbe il piano B. Per il resto se ne riparlerà a fine aprile, dopo che sarà chiara la posizione dell'assessore Elvira Amata di Fratelli d'Italia, oppure dopo le elezioni amministrative di maggio. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco, andremo a Raffadali, il comune dell'Agrigentino che ha ricordato il femminicidio di Antonella Ferro. A tra poco.
Siamo tornati in studio. Raffadali ha ricordato Antonella Ferro, la 18enne uccisa dall'ex fidanzato sotto casa. La messa ieri è una fiaccolata fino al largo a lei dedicata, dove è stata inaugurata un'installazione contro la violenza. Al centro della commemorazione il dolore e lo strazio del padre che dice: lo Stato ci ha abbandonati. Davide Sardo. A Raffadali il ricordo è ancora una ferita aperta. Il 20 marzo di 26 anni fa la studentessa Antonella Ferro, appena 18enne, fu assassinata con 3 coltellate, una delle quali al cuore dall'ex fidanzato Mariano Balistreri, 25 anni, sergente dell'esercito. Il delitto avvenne sotto l'abitazione della ragazza che aveva deciso di interrompere quella relazione. Una comunità che non dimentica si è ritrovata per commemorare la giovane vittima di femminicidio. Prima la celebrazione della messa nella chiesa di San Giacinto, poi la fiaccolata fino al largo Antonella Ferro in via Porta Agrigento, dove è stata inaugurata un'installazione simbolo contro ogni forma di violenza. Nel momento più intenso della serata, la voce del padre di Antonella. Lo Stato in questo ci ha abbandonati, non solo a noi, ci ha abbandonati a tutti. Ci vuole la legge severa, una legge vera. Prima che io faccio del male a una persona, so e domani me lo faranno a me. C'è una legge severa. Parole che chiedono giustizia e responsabilità, mentre il paese si stringe nel dolore e nella memoria. La memoria serve per evitare che questi fatti succedano. Bene che ognuno si veda, si chieda cosa è successo, faccia un minutino di riflessione, cioè perché c'è ancora nel 2026 non si può morire per un eccesso di amore che diventa poi odio, diventa violenza. Un ricordo che diventa impegno perché tragedie come questa non accadono più. Un messaggio forte contro ogni forma di violenza sulle donne nel nome di Antonella Ferro. Un ritorno simbolico nella sua terra, nella Valle dei Templi. Infatti arriva la grande pittura del Novecento con la mostra dedicata a Fausto Pirandello. C'è un filo invisibile fatto di luce e memoria che riannoda la Valle dei Templi alla grande pittura del Novecento. A Villa Aurea inaugura Fausto Pirandello, la magia del quotidiano. Non è solo una mostra, è un ritorno a casa. In molti dei suoi dipinti Fausto fa riferimento alla Sicilia, ai paesaggi siciliani, ai colori della Sicilia. Non soltanto per tutte le estati che aveva trascorso qui da bambino con la famiglia, ma anche proprio per una sua scelta stilistica. Dopo il successo all'Accademia di San Luca di Roma, le opere arrivano ad Agrigento tra i colori e le atmosfere che hanno ispirato l'artista. Abbiamo voluto documentare tutto il suo itinerario artistico dai primi anni 20, quando lavora ad Anticoli Corrado vicino Roma, poi il periodo degli anni 30, che è quello forse tuttora più conosciuto, e poi la maturità. In mostra circa 30 dipinti e un nucleo prezioso di pastelli, tecnica amata da Pirandello nel secondo dopoguerra. Un viaggio tra arte e identità nel cuore della valle. Sul tema Pirandello il parco sta facendo molto, sia per il Pirandello Fausto, e la mostra ne è una testimonianza, ma soprattutto per Luigi. Sono una serie di iniziative che dallo scorso anno ci siamo dati e che porteranno a fare riemergere uno dei più grandi letterati. Un appuntamento che celebra il legame profondo tra Pirandello e la sua terra. E adesso ci occupiamo della nostra programmazione. Dopo il nostro telegiornale l'appuntamento sarà con Sicilia 24 Focus, dedicato oggi al colore lilla, per accendere l'attenzione sui disturbi dell'alimentazione e della nutrizione. Giusy Lazzara ne parlerà infatti in studio con Maria Piana dell'Associazione di Famiglie Sella Danzante di Catania, con Salvo Salerno, dirigente medico di dietologia e nutrizione del Policlinico di Catania, e Maria Rosaria Iuli, psicoterapeuta dell'Università di Catanzaro. In diretta dunque dopo il nostro TG, ma anche in streaming su Sicilia Web. Potrete anche porre le vostre domande con un messaggio di testo alla linea WhatsApp 342 7455 005. Adesso ci fermiamo, subito dopo una pagina intera dedicata al calcio, e cominceremo con il Catania stasera impegnato al Massimino.
Passiamo al calcio, il Catania in campo questa sera per il posticipo che la vedrà opposta al Casarano. È l'esordio, lo ricordiamo, in panchina di Viali, ma i rossazzurri hanno come obiettivo quello di una vittoria per dare continuità al successo di Altamura. Francesco Triolo. È una partita attesa, ma soprattutto è la prima partita di William Viali sulla panchina del Catania. Al Massimino il posticipo contro il Casarano di questa sera dà il via al nuovo corso dei rossazzurri. Nuove idee e subito una sfida pesante, difendere il secondo posto e rilanciare la corsa ai playoff. I rossazzurri arrivano da una vittoria importante davanti al proprio pubblico, vogliono dare continuità dopo l'esonero di Toscano, che oggi con una lettera aperta ha salutato il pubblico catanese, ringraziando i giocatori per quanto fatto e dimostrato sino all'ultima partita di Altamura. Hanno dimostrato di credere in me, quanto io credevo in loro, ha scritto l'ex allenatore rossazzurro. Adesso c'è attesa invece per le scelte del nuovo tecnico. Una è stata fatta con il rientro di Cicerelli in lista e l'uscita di conseguenza di Ponzi. Dal punto di vista tattico stasera Viali potrebbe ripartire al 4-2-3-1 con Caturano riferimento offensivo e qualità sulla tre quarti, possibili novità proprio in attacco dove si cerca più incisività sotto porta. Vorrei vedere una squadra che ricerca le richieste che sono state decise per questa partita, ma nello stesso tempo che sia libera di esaltare le qualità del singolo. E non posso pretendere che si cambierà completamente modo di essere dopo 5 allenamenti, perché sono veramente pochi. Attenzione alta sul Casarano, squadra da non sottovalutare, con un ex come Chirico che ha dimostrato di essere letale in determinate occasioni. I pugliesi poi sono in fiducia, reduci dal successo contro il Cosenza e ancora in corsa per un posto nei playoff. Curiosità e aspettative alte quindi, perché per il Catania è molto più di una partita dell'inizio di una nuova fase della stagione. Stasera al Massimino si capirà subito se la svolta è davvero iniziata. Dopo la vittoria sul Padova, il Palermo si gode alcuni giorni di riposo, approfittando della sosta in campionato per l'impegno della nazionale rosanero, che credono ancora alla promozione diretta. Marco Gullà. E adesso sosta. Il Palermo, dopo la vittoria conquistata sul campo del Padova, va a riposo per qualche giorno, approfittando della pausa in campionato per gli impegni delle nazionali. Mancano 6 partite alla fine del campionato di B e sebbene la promozione diretta resti un obiettivo difficile, con Monza e Frosinone distanti ancora 4 lunghezze, il cammino di Pippo Inzaghi resta di altissimo profilo. Con oltre 60 punti conquistati, il tecnico ha fatto meglio di storiche cavalcate come quella di Guidolin nel 2003-2004. Un Palermo che alla ripresa del torneo affronterà l'Avellino al Barbera nel giorno di Pasqua. Dobbiamo guardare noi stessi partita dopo partita e poi vediamo cosa fanno le altre. Noi è vietato sbagliare, quindi ripeto, siamo tutti molto soddisfatti perché era una partita difficile per come si era messa e siamo molto contenti e orgogliosi. Sono 3 i calciatori del Palermo convocati dalle rispettive nazionali in vista degli impegni internazionali in programma nei prossimi giorni. Si tratta di Beresischi, Joronen e poi Jampalo. Una vetrina internazionale importante per i 3 rosanero chiamati a rappresentare i propri paesi in un momento chiave della stagione. Il telegiornale finisce qui, a tutti voi grazie per averci seguito. Vi ricordo che Sicilia 24 tornerà naturalmente questa sera alle 19 e vi lascio adesso con l'appuntamento di oggi con Sicilia 24 Focus condotto dalla collega Giusy Lazzara. A tutti un buon pomeriggio.